Elezioni politiche, il cappotto del centrodestra, la Lega fa il pieno di parlamentari staccando di 3 volte Forza Italia, Zaia ha vinto il cambiamento, ora avanti tutta con l'autonomia. Trionfo nazionale per il Movimento 5 Stelle che in Veneto e nella Marca è il secondo partito, Di Maio pronti a governare, ma nella nostra regione i vertici grillini restano in silenzio. Il PD grande sconfitto in provincia, ma nel capoluogo Areto, dice il segretario provinciale, questo fa ben sperare per le amministrative. Anche i duellanti Manildo e Conte commentano i riflessi nella corsa a Cassugana. Esclude ripercussioni sul voto delle amministrative Giancarlo Gentilini, deluso dal risultato di Forza Italia, ormai molto vicino allo sceriffo, che si prende qualche giorno per decidere sulla sua lista. Stasera il governatore del Veneto Luca Zaia 20:10 per commentare il voto e poi alle 21:15, puntata da non perdere con Ring, ospiti e collegamenti. Duplice omicidio di Cisona, nel pomeriggio l'autopsia sui corpi dei 2 coniugi, l'assassino ha infierito in particolare sul marito, sventrandolo, entrambe le vittime hanno cercato di difendersi. Ieri a Treviso si è votato anche per eleggere il nuovo presidente della sezione di Treviso delle Penne Nere, Marco Piovesan, succede a Raffaele Panno. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano l'esito delle urne nella Marca trevigiana, netta vittoria del centrodestra con la Lega primo partito, a seguire il Movimento 5 Stelle. Pesante sconfitta per il Partito Democratico. Nel dettaglio il focus dei risultati di Camera e Senato nei collegi trevigiani. Sentiamo. L'esito delle urne nella Marca è presto detto. Il centrodestra fa man bassa di tutti i collegi uninominali del Trevigiano, con i candidati del Carroccio che conquistano 3 seggi su 4 alla Camera e quello al Senato. Lega primo partito, seguita dal Movimento 5 Stelle, crollo del Partito Democratico. Nel dettaglio, per quanto riguarda la Camera, nel collegio di Castelfranco la vittoria va a Dimitri Coin, candidato del centrodestra che conquista il 49,5%, Movimento 5 Stelle al 26,1%, centro-sinistra ottiene il 18,2%. Marica Fantuzza è stata eletta nel collegio di Conegliano con il centrodestra al 53,2%, il Movimento 5 Stelle ottiene il 20,7%, 19,5% la percentuale del centro-sinistra. Nel collegio di Montebelluna il centrodestra conquista il 56% con l'elezione di Ingrid Bisa, Movimento 5 Stelle sempre secondo partito con il 21,4%, la coalizione di centro-sinistra ottiene il 16,5%. Raffaele Baratto, unico esponente di Forza Italia, è stato eletto nel collegio di Treviso sempre per il centrodestra il 44,8%, Movimento 5 Stelle 24,1%, centro-sinistra con il 24%. Per quanto riguarda il Senato, nel collegio di Treviso è ancora quella di centrodestra, la prima coalizione con il 48,9%, eletto qui il leghista Massimo Candura. Movimento 5 Stelle porta a casa il 22,9%, la coalizione di centro-sinistra il 21,5%. Per quanto riguarda il proporzionale, nel collegio 101 il centrodestra ha il 43,6%, centro-sinistra il 21,3%, Movimento 5 Stelle il 27,6%. Nel collegio 102 la coalizione di centrodestra ottiene il 49,9%, centro-sinistra 20,9%, 22,3% la percentuale del Movimento 5 Stelle. Movimento 5 Stelle dunque secondo partito anche nella Marca, ma nel partito oggi bocche cucite, parla solo Luigi Di Maio. Sentiamo. Movimento 5 Stelle che rappresenta l'intera nazione, non posso dire lo stesso di altri che invece sono delle forze politiche territoriali. Questo è molto importante perché il fatto di essere rappresentativi dell'intera nazione ci proietta inevitabilmente verso il governo del Paese. L'unico a parlare è lui, il candidato premier Luigi Di Maio. Nessun vertice del Movimento 5 Stelle del territorio rilascia dichiarazioni, nulla almeno fino a domani. Il partito è primo in Italia e secondo in Veneto dopo la Lega. Di Maio rilancia i temi che spingono il movimento a considerare quella uscita dalle urne un'occasione storica per dare risposte che gli italiani aspettano da 30 anni. La povertà e i tagli agli sprechi, l'immigrazione e la sicurezza, il lavoro, le tasse e lo sviluppo economico per le imprese. Di Maio attende l'investitura del capo dello Stato, su eventuali alleanze non mette paletti. Siamo aperti al confronto con tutte le forze politiche, a partire dall'individuazione delle figure
di garanzia che vorremmo individuare a capo delle due Camere. Ma intanto i 5 Stelle si godono a livello nazionale la larga vittoria. Oggi per noi inizia la terza Repubblica e la terza sarà finalmente la Repubblica dei cittadini italiani. Grazie. La Lega intanto a Treviso festeggia il risultato ottenuto. La Lega nella Marca trevigiana esce vincitrice dalle elezioni conquistando all'uninominale alla Camera 3 collegi su 4 e quello al Senato. Un risultato sognato e che ora si è concretizzato. Al K3 nella conferenza stampa del post voto ci sono i vertici del Carroccio insieme agli eletti al Parlamento. In campagna elettorale sinceramente andando a parlare con la gente e parlandoci appunto di persona si sentiva quella che era il disagio e ho avuto comunque anche persone che non erano della Lega ma che comunque erano sostanzialmente all'opposizione rispetto a quello che era il pensiero della Lega, dicendo questa volta comunque anche perché ci sei tu Ingrid voteremo Lega. Equilibri nel centrodestra ora da rivedere alla luce del risultato del Carroccio. La Lega, primo partito di una grande coalizione di centrodestra, la Lega esprimerà il capo del governo e io auspico sia il nostro Matteo Salvini. Il centrodestra è la coalizione che ha avuto la maggioranza relativa, per cui noi ci aspettiamo che l'incarico venga dato a Matteo Salvini. Resta un rischio governabilità, ma alleanze con il Movimento 5 Stelle per i leghisti sembrano molto lontane. Io ritengo assolutamente di no perché siamo troppo distanti dai 5 Stelle, a partire dal fatto che loro per far ripartire l'Italia credono di regalare soldi con il reddito di cittadinanza e vari ed eventuali, invece per noi l'Italia deve ripartire in altra forma. Chi volesse, immagino, condividere il programma della coalizione deve passare attraverso appunto questa organizzazione. Ora per gli eletti a Camera e Senato sotto la bandiera della Lega resta una missione: portare avanti il progetto autonomia. Dobbiamo impegnarci per l'autonomia, dobbiamo essere i partner della Regione e della Lega del Veneto nel grande progetto dell'autonomia e portare a Roma le istanze del nostro territorio. E sul risultato elettorale, gli scenari e le eventuali ripercussioni sulle amministrative in Veneto, sentiamo l'intervista al presidente della regione Luca Zaia. Il suo commento su questo voto? Beh, un grande risultato, veneti che danno una grande dimostrazione di civiltà, regione con la più alta affluenza alle urne, grande risultato della Lega e lo dico anche un po' di soddisfazione dopo 8 anni di governo in regione, vuol dire che i cittadini hanno apprezzato chi fa e non chi fa polemiche e penso che questo risultato poi a livello nazionale ci porti a dire che l'autonomia deve arrivare velocemente. Ecco, in un futuro ipotetico governo a 5 Stelle, ad esempio, lei la partita dell'autonomia come la vede? Guardi, io non vedo nessun governo 5 Stelle o di altre robe perché non mi occupo di ste robe ed è giusto che decida Matteo Salvini e anche perché lui ha la responsabilità di fare delle scelte e di capire e non mi risulta che al momento ci sia in lavorazione un governo con i 5 Stelle. Dall'altro dico che oggi penso che il Parlamento, tutto il Parlamento, quindi Camera e Senato, hanno la stragrande maggioranza, se non la quasi totalità di eletti, nuovi eletti dei diversi partiti che si sono tutti dichiarati a favore dell'autonomia. Adesso lo vogliamo avere l'autonomia. Ecco, la Lega ha superato Forza Italia, che ripercussioni potrebbe avere sulle prossime amministrative qui nel Veneto, da Treviso a Vicenza? Ma guardate, è un falso problema perché la Lega ha superato Forza Italia già qualche anno fa e ricordo ad esempio le mie regionali del 2015, tanto per citare un esempio, perché abbiamo sempre governato, la coalizione c'è e non c'è nessuna messa in discussione. Se Salvini dovesse chiamarla a Roma in un governo di centrodestra, lei andrebbe? Ma guardi, mi fa fare dichiarazioni su ipotesi che non esistono, sono qua in Veneto e mi occupo dei veneti. Ed ora nelle file di Forza Italia, soddisfazione per Raffaele Baratto, unico esponente azzurro, candidato nei collegi uninominali del Trevigiano, che riesce a portare a casa un'importante vittoria. Sentiamolo. Dobbiamo ancora andare a letto. È stata una lunga notte per Raffaele Baratto in attesa dei risultati definitivi. Poi quella percentuale, 44,8%, ottenuto dalla coalizione di centrodestra nel collegio uninominale di Treviso, che gli permette di conquistare un posto alla Camera dei Deputati. Una vittoria che vale doppio considerando il calibro di alcuni degli avversari, vedi Silvano Piazza del PD. Partiamo da un partito che era alle regionali il 3,9% ed avere un buon lavoro di squadra che io
voglio ringraziare tutti di cuore perché hanno davvero lavorato. Abbiamo riportato il partito intorno al 10-11%, credo sia davvero un grande risultato. Un risultato dunque che soddisfa Forza Italia, che deve però fare i conti all'interno della coalizione con la netta vittoria della Lega, che inevitabilmente costringerà a rivedere gli equilibri interni. Noi che lavoriamo insieme nel territorio come centrodestra credo che sia un buon risultato per tutta la coalizione che adesso dovremo portare a livello nazionale per poi riportarla nel territorio. Risultato più negativo del previsto per il Partito Democratico. Sentiamo. Sapevamo che sarebbe stata una sfida complicata, ma non ci saremmo mai aspettati un risultato così fortemente negativo. Non ha campo a scuse il segretario provinciale del PD Giovanni Zorzi. L'esito delle urne va interpretato come la conclusione di un processo di rottura, dice, tra gli italiani e il PD. Evidentemente stiamo parlando di un risultato negativo sul piano nazionale. Sul piano regionale e il piano locale invece possiamo dire che tutto sommato siamo riusciti a tenere, soprattutto se poniamo l'esito di questa tornata elettorale in rapporto a quella ultima fatta qui in Veneto nel 2015. Segretario dal dicembre scorso, è consapevole che il lavoro da intraprendere ora sarà molto impegnativo. Servirà, dice, grande umiltà, ma il partito, Zorzi ne è convinto, ha ancora diverse carte da giocare. Bisogna aprire una fase seria e convinta di riflessione per rifondare il partito a tutti i suoi livelli. Noi possiamo comunque partire da 3 elementi positivi. Uno è dato dal valore aggiunto dei nostri candidati, il risultato di Treviso città e poi ovviamente l'impegno della nostra splendida comunità di militanti e volontari che non si sono fatti mai mancare in entusiasmo, passione e coraggio. Sul tavolo la partita decisiva, la riconferma di Manildo a Treviso. Il risultato complessivo della coalizione è sostanzialmente identico a quello della coalizione che la coalizione ha raggiunto nel 2013, quindi non ci sono state delle discrepanze. Noi ce la giochiamo, forte del lavoro fatto dalla giunta Manildo e forte del fatto che comunque abbiamo un valore aggiunto espresso proprio dal sindaco Manildo, che va ben oltre quello che è il raggio d'azione del Partito Democratico e che ci permette ovviamente di guardare con fiducia a quella che è la partita di fine maggio. Nel prossimo servizio un focus sul dato del capoluogo in vista anche delle amministrative di maggio. A livello nazionale il PD ha indubbiamente perso, non ci sono analisi relative o punti di vista da esplorare per trovare positività. Una riflessione anche all'interno del partito a me pare necessaria. È il sindaco di Treviso, Giovanni Manildo, a dirlo alla luce di un risultato che tuttavia a Treviso è stato interlocutorio. Qui il PD, a esclusione di Belluno e Padova, ha raccolto il risultato migliore in Veneto con un 23%, ma il primo partito è la Lega con quasi il 27%. È un successo della Lega e lasciatemi dire è un successo anche di Matteo Salvini, che in questi mesi veramente ha girato l'Italia da sud a nord ogni giorno andando a riempire tutte le piazze. Il sentimento della gente si percepiva e eravamo assolutamente fiduciosi e il risultato ha confermato questa fiducia che questa Lega ha. Dati da sviscerare nell'ottica delle amministrative di maggio. È un segnale positivo almeno per noi, quindi, e questo ci fa piacere. Quello che conta è la coalizione, mi sembra che la percentuale presa dalla coalizione di centrodestra sia abbastanza rassicurante. Lega e Forza Italia insieme sfiorano il 38%, poco più del 30% per il centro-sinistra, il Movimento 5 Stelle fermo al 20%. Sono sicuramente due partite diverse, c'è da dire che però questa tornata elettorale ci dà dei segnali che sono assolutamente positivi. La Lega a Treviso è il primo partito e la coalizione di centrodestra batte di 13 punti la coalizione di centro-sinistra. La valutazione che faccio io è che Treviso, città capoluogo amministrata dal Partito Democratico, dal sindaco Manildo, non è convinto e non dà più fiducia ai trevigiani che evidentemente stanno cercando delle forze alternative e in questo caso lo trovano nella Lega e nella coalizione di centrodestra. Esclude invece ripercussioni sul voto delle amministrative Giancarlo Gentilini, che si prende ancora un po' di tempo prima di annunciare se sarà in campo con una sua lista oppure no alle prossime comunali. Sentiamo. Bene la Lega, ma gli amici di Viaggio hanno fatto una defiance non prevedibile,
ma il popolo italiano non è riuscito in questo momento storico, anche per l'Europa, di dare un governo stabile all'Italia. Non cela la delusione Giancarlo Gentilini per l'esito del voto, soprattutto per il risultato di Forza Italia inferiore alle aspettative. Delusione per le ripercussioni che potrebbero esserci a livello locale, vista la posizione dello sceriffo ormai da tempo di rottura totale con la Lega ed in procinto di decidere dove collocarsi nella corsa casugana. Se nelle ultime settimane Gentilini aveva più volte rinviato a dopo il voto delle politiche la decisione, oggi lo sceriffo ha deciso di prendersi ancora un po' di tempo senza nascondere la voglia di sparigliare ancora una volta le carte. Non bisogna confondere fra elezioni politiche e elezioni comunali. Alle elezioni comunali si guarda all'uomo e alla compagine che sia in grado di riportare Treviso ai fasti di una volta. Quindi nessun parallelismo. Vedremo, il futuro è in grembo ai cittadini, ma anche in grembo a Gentilini. Ed ora i commenti delle categorie economiche all'esito del voto. L'esito delle elezioni ha concretizzato quel rischio di ingovernabilità del Paese che molti avevano temuto alla vigilia del voto anche per effetto della legge elettorale. Lo afferma la Presidente di Confindustria Treviso, Maria Cristina Piovesana, commentando le elezioni. Preoccupa altresì, prosegue in una nota, la divaricazione territoriale. Il Presidente Mattarella saprà tracciare un percorso per dare un governo all'Italia. È peraltro necessario che le forze politiche dimostrino senso di responsabilità per far fronte alle molte scadenze interne ed europee che ci attendono. Auspichiamo in particolare che non vengano smontate o peggio azzerate quelle riforme che stanno producendo effetti positivi per il lavoro e le imprese. La prova del governo chiede toni e comportamenti diversi da quelli della campagna elettorale per poter compiere con impegno e fatica quei passi che servono per far crescere il nostro Paese, conclude Maria Cristina Piovesana, e dare un futuro ai giovani. Ed intanto i cittadini guardano con curiosità al voto di ieri tra chi è ottimista e spera in un accordo di governo e chi invece appare rassegnato. Sentiamo. Sarà difficile formare un governo, il Presidente della Repubblica darà verosimilmente l'incarico ai 5 Stelle e vediamo se riusciranno a fare qualcosa. Ho poca fiducia, senza una maggioranza non si può fare grandi passi in avanti. Queste nuove votazioni possono dare un cambiamento finalmente all'Italia, anche se ho delle grandissime riserve in merito. Sono tutti desiderosi di concludere, di sistemare le cose. Adesso speriamo che si accordino. Ci basta un po' di buona volontà da entrambe le parti e tutto si risolve. Secondo me non cambierà molto per me, per noi comuni mortali. Potrebbe essere che cambi qualcosa magari a livello istituzionale, ma non mi aspetto grandi cambiamenti. Io sono fiducioso, sono ottimista di mio e penso che troveranno delle buone alleanze da fare. Speriamo che finalmente facciano qualcosa di buono. È una vita che si dice così, come diceva Nordio, ancora dal tempo degli antichi romani. Speriamo che il miracolo avvenga. Ed ora linea alla regia, ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi, subito dopo torniamo in diretta con la cronaca perché oggi è stata eseguita l'autopsia sul corpo dei 2 coniugi assassinati a Cison di Valmarino. Pubblicità, tra poco. E rieccoci in diretta con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Ora la cronaca, andiamo a Rolle dove sono stati assassinati i 2 coniugi perché oggi è stata eseguita l'autopsia terminata poco fa. Sentiamo. Duplice omicidio di Cison di Valmarino. È stata eseguita oggi l'autopsia sul corpo dei 2 coniugi massacrati giovedì nella loro abitazione a Borgorolle. L'assassino si è accanito sull'Oris, 72 anni. Sul corpo numerosi colpi di arma da taglio. Quella fatale è stata al lato del collo che ha provocato un'emorragia. Una mano feroce che si è accanita sull'anziano ferendolo più volte, anche all'addome.
Poi ci sarebbero diversi traumi causati dalla caduta del 72enne in fondo ad una scarpata. Per la donna meno colpi, quello mortale, è stato al torace. Entrambi hanno tentato disperatamente di difendersi. Sia Loris che Anna Maria avevano diverse ferite da difesa sulle mani. Hanno provato a schivare i colpi di un assassino feroce. Per provocare quelle ferite ci è voluta anche una notevole forza. L'arma che avrebbe ucciso i 2 coniugi potrebbe essere un coltello con una lama lunga. Il modus operandi sarebbe lo stesso, forse l'assassino, ma il condizionale d'obbligo potrebbe essere solo uno. Le indagini intanto continuano serrate, si attendono gli esami dei rilievi e degli accertamenti effettuati sabato dai RIS. L'abitazione e il giardino dove sono stati trovati 2 anziani sono stati controllati metro su metro, dell'arma ancora nulla. Intanto i carabinieri continuano a sentire amici, conoscenti e familiari di Anna Maria e Loris. Nelle prossime ore sarà ascoltato anche il figlio che vive in Germania e che ora si trova qui nel Trevigiano. Intanto rimangono aperte ancora tutte le piste. La figlia, secondo gli investigatori, dovrebbe ancora controllare se all'interno della casa sia stato portato via qualcosa. Per il momento sembrerebbe comunque che non mancasse nulla. Un'abitazione modesta. Cosa cercavano allora gli assassini? E perché infierire così sull'anziano? Domande che attendono una risposta. Un giallo che deve essere risolto per dare ad un borgo e ad una cittadina la tranquillità di prima. Durante una manovra ha urtato una macchina, ma anziché fermarsi ha premuto l'acceleratore ed è fuggito. Così l'automobilista ha iniziato ad inseguirlo allertando la sala operativa della questura. Una volante si è messa subito alla ricerca dell'Alfa Romeo che aveva provocato l'incidente. La polizia ha individuato l'auto in via Sant'Angelo, ne è nato un inseguimento fino a quando gli agenti sono riusciti a fermarla. L'automobilista in evidente stato di ebbrezza, dopo essere sceso, ha tentato di tornare a bordo della vettura spintonando i poliziotti. Il risultato: ritiro della patente e denuncia per guida in stato d'ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale. Ed ancora in città, a Treviso spacciava la stazione delle Corriere, arrestato colombiano di 32 anni residente a San Donà. Sentiamo. È stato fermato in via Lungo Sile Mattei, in centro cittadino, proprio vicino alla stazione delle Corriere. Addosso aveva delle dosi di cocaina. Lui è già conosciuto alle forze dell'ordine, alle spalle numerosi precedenti penali. In manetta è finito un colombiano di 32 anni residente a San Donà di Piave. L'uomo è stato bloccato durante un controllo. Addosso aveva 10 grammi di cocaina e 170 euro, somma che con tutta probabilità era provento di smercio della polvere bianca. Veniva spesso nel Trevigiano dove spacciava la droga, ma venerdì nel tardo pomeriggio è stato individuato e fermato. Il 32enne è stato già condannato ad 1 anno di reclusione e 3.000 euro di multa. Il colombiano dovrà scontare la pena nel carcere di Santa Bona, non potendo usufruire dei benefici di legge. E continuiamo a parlare di spaccio di droga, questa volta nei giardinetti di Sant'Andrea. Sentiamo. Sono sempre là, dalla mattina alla sera fanno dal PAM ai giardinetti, dai giardinetti al PAM. Cos'erano 2 settimane fa, alle 7:15 del mattino, c'erano un gruppo di ragazzini che si facevano le righe di cocaina. Siamo in pieno centro storico a Treviso, nei pressi dei giardinetti di Sant'Andrea. Qui lo spaccio avviene a tutte le ore, dalle 5 del pomeriggio fino a tarda notte. Tra via Pescatori e via Fiumicelli l'andiriviene di clienti e pusher è un continuo via vai. Residenti e commercianti sono esasperati e, malgrado, ci dicono, vi sia una buona collaborazione con le forze dell'ordine, si sentono indifesi e abbandonati. Pochi giorni fa un residente ha segnalato l'ennesimo nascondiglio della droga. Sotto i sanpietrini di Vicolo Pescatori era occultata della cocaina e le forze dell'ordine, dopo aver rimosso i sassi, hanno rinvenuto diversi ovuli. Sotto un pezzo di porfido all'inizio dell'ingresso dei giardinetti, con sotto ovuli di cocaina. Ma là c'è sempre un via vai di drogati, lo sappiamo tutti quanti. A rendere l'area particolarmente gradita dai pusher è sicuramente la conformazione di vie e vicoli stretti, lontani da occhi indiscreti e ideali in caso di fuga. In queste strade capita di trovare gente che si droga o che si ubriaca. I controlli ci sono, ma sono solo in divisa e per i malintenzionati è facile evitare il loro controllo. Sono sempre magari imbriaghi o che non fa piacere, soprattutto se passo io da sola che sono una ragazzina. Si mettono là, birra e via, però anche alle 10 di mattina. Chi abita e lavora in queste vie lancia l'ennesimo appello all'amministrazione perché venga trovata una soluzione una volta per tutte contro lo spaccio e il degrado. Dovrebbero arrivare un po' più in borghese più spesso.
Incidente poco dopo le 13:30 lungo la Bassanese all'altezza di Vedelago nel violento scontro tra due auto, una persona è rimasta ferita ma non è in pericolo di vita. Sul posto il SUEM 118 e i vigili del fuoco oltre alle forze dell'ordine per i rilievi. Vigili del fuoco impegnati anche a Resana alle 10 di questa mattina per l'incendio in un'abitazione in via Brentella causato come in decine di interventi in queste settimane dal cattivo funzionamento della canna fumaria. L'incendio alla canna fumaria ha poi causato la propagazione del fuoco ad una porzione di casa e di tetto. I vigili del fuoco di Castelfranco hanno lavorato quasi 3 ore per spegnere i focolai e mettere in sicurezza l'edificio, ingenti i danni come vedete. Ed ora cambiamo argomento, parliamo di alpini perché ieri a Treviso si è votato non solo per le elezioni politiche ma anche per eleggere il nuovo presidente della sezione di Treviso delle Penne Nere. Sentiamo. Alla fine ha vinto un boccia ma di grande esperienza essendo stato vicepresidente della sezione di Treviso nel mandato precedente. È Marco Piovesan, classe 1975, manager della Geox, il nuovo presidente della sezione alpini di Treviso, eletto a larga maggioranza, 230 voti su 341, sarà l'alpino di Montebelluna a guidare le Penne Nere trevigiane raccogliendo le redini lasciate da Raffaele Panno, del quale Piovesan è deciso portare avanti l'opera. Una continuazione del lavoro che abbiamo fatto assieme negli ultimi 4 anni, perché sono consigliere da 4 anni all'interno della sezione, 2 anni da vicepresidente, è un po' la continuazione. Rinnovamento, visto che è cambiato anche un terzo del Consiglio, ma con ben fermi i principi che hanno guidato l'operato del predecessore. All'orizzonte ci sono appuntamenti importanti, dalle celebrazioni per il centenario della fine della Grande Guerra con una cerimonia speciale nel Sacrario di Fagarè, ai festeggiamenti nel 2021 del centenario della sezione trevigiana degli Alpini, ancora galvanizzati dal grande successo e dalle emozioni della donata del Piave lo scorso maggio. Un augurio che questo clima di amicizia, di fraternità che abbiamo creato in tanti anni si mantenga e che diventi sempre più importante, perché veramente con l'unione possiamo andare avanti. L'esempio della donata del Piave è stato emblematico. Ed ora andiamo alla casa di riposo Zalivani, dove nel fine settimana il coro dell'Avis ha intrattenuto le anziane ospiti con canti popolari. A Milano non si ferma più, ma la va diretta al Piave. Il dono a 360 gradi, quello dei volontari Avis, non solo quello del sangue dunque, ma anche quello del tempo, offerto in un pomeriggio di svago e leggerezza alle ospiti della residenza per anziani Zalivani di Treviso. Oggi per noi è una giornata importante perché il coro dell'Avis ha mandato qui le voci del Sile per fare queste esibizioni alle nostre signore. Sono circa una quarantina di uomini, quindi le dirò che per il nostro ambiente solo femminile oggi c'è un tocco diverso. Cerchiamo di condividere questi momenti di felicità, di gioia con i nostri residenti che hanno la possibilità di avvalersi di questo tipo di incroci che sono sicuramente piacevoli e di grande entusiasmo, che loro assorbono veramente con grande piacere, fanno dei pomeriggi straordinari con queste core splendide che sono questo coro del Sile. E per le anziane ospiti anche il dono di una rosa rossa, simbolo proprio dell'Avis, un anticipo di festa della donna e di primavera che ha contribuito a rendere speciali le ore trascorse ad ascoltare i canti popolari. E siamo in chiusura di questa edizione, vi ricordo la nostra programmazione serale perché torneremo a parlare di politica dopo le lunghe dirette di ieri sera e di oggi a commentare l'esito delle urne a 20:10, tra poco il governatore Luca Zaia e poi alle 21:15 torna Ring, la politica alle corde con ospiti in studio e contributi per commentare l'esito appunto delle elezioni politiche. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio come sempre in chiusura alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci.
Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Bentrovati a un nuovo appuntamento con il meteo di Antenna 3. Sarà una giornata grigia e piovosa un po' su tutto il territorio delle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di martedì 6 marzo. Sul Veneto cielo molto nuvoloso o coperto su tutti i settori, anche con precipitazioni associate possibili per tutto l'arco della giornata, localmente di moderata intensità. Diamo uno sguardo alle temperature, le minime saranno comprese tra 3 e 5 gradi, mentre le massime saranno oscillanti tra i 4 e gli 8 gradi circa. Sul Friuli Venezia Giulia il cielo sarà molto nuvoloso o coperto, anche qui con piogge frequenti durante la giornata, a tratti moderate o forti. Per quanto riguarda le temperature, le minime saranno comprese tra 3 e 5 gradi, massime invece tra 5 e 8 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Sarà diffusamente nuvoloso anche su questa regione con precipitazioni sparse ma frequenti. Le temperature minime saranno comprese tra 4 e 6 gradi, massime invece oscillanti tra 9 e 12 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per oggi è tutto. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.